Prima hanno sparato 2 colpi in aria, poi travisati si sono impossessati della Golf bianca di un 35enne italiano che immediatamente ha lanciato l'allarme. Scene da Far West ancora avvolte nel mistero, quelle che si sono registrate nella notte tra martedì e mercoledì all'esterno dell'autogrill Calstorta Nord, tra le uscite di Cessalto e Sandona di Piave, direzione Venezia, pieno tratto maledetto della 4. Stando al racconto della vittima, i 2 banditi che si erano nascosti dietro ad alcuni tir posteggiati lo avrebbero raggiunto mentre stava salendo in macchina, intimidendolo con 2 colpi di pistola. Terrorizzato, il giovane uomo avrebbe lasciato loro la Golf, al cui interno c'erano cellulare, portafogli ed effetti personali. Sul posto la polizia stradale di San Donà, alla quale è poi subentrata per competenza la squadra mobile di Treviso. Si indaga a 360 gradi. Quella che di primo acchito sembra di fatto una rapina impropria potrebbe nascondere un regolamento di conti o comunque qualcosa di poco chiaro. Forse il 35enne, che non ha precedenti, era nel mirino della banda. Se a Calstorta Nord, dove è accaduto il fatto, la consegna è quella del silenzio, i dirimpettai di Calstorta Sud, l'area di servizio in direzione Trieste, sono stupiti. Questa è una novità per me. Diciamo che magari furti, furtarelli e così via, ma Sì, ma quelli sono sempre all'ordine del giorno e la gente che si ferma lo sa. E quindi la polizia è già sul pezzo e quindi viaggia e viene sempre a controllare. L'area è sorvegliata, abbiamo anche la polizia che abitualmente ci fa visite, diciamo così, nel senso di controllo, per quello è abbastanza tranquilla la cosa, ecco. quindi insomma questo fatto non è la norma, diciamo, anzi è un fatto straordinario. Non è la norma, per fortuna. La Golf del 35enne è stata ritrovata dopo alcune ore a Noventa di Piave, non è stata utilizzata per commettere altri reati. Anche questo un elemento, senza considerare che la via di fuga dei raid ladreschi è solitamente quella opposta, verso il confine, acquisite le immagini della videosorveglianza. Molto probabilmente sì, è conosciuta purtroppo anche per questo, per l'abbandono di minori, è successo in passato, fenomeni violenti e purtroppo sappiamo quando c'è un grande passaggio di persone e verso il confine, purtroppo ci siamo abituati e sembra che questa sia la normalità, invece non dovrebbe essere così.